Buongiorno a tutti e molte grazie per l'invito. Gli spunti sono veramente ricchissimi in questi 3 panel. Professore, mi perdona, Sì. lei ci aveva portato un video bellissimo, visto che dura 5 minuti ed è troppo e non ce li abbiamo. Mentre lei parla, io chiedo alla regia se è possibile di togliere l'audio di quel video, Okay, che è stupendo. ottima idea. Quindi abbassiamo la musica e facciamo vedere comunque le immagini, Perfetto. così possiamo avvantaggiarci di quel video straordinario Ottimo. che hanno fatto i suoi studenti alla Federico II, giusto? Sì, no, questo è insomma un video che io ho curato personalmente in occasione della pubblicazione del Handbook of Robotics con un collega di Stanford, e racchiude quello che sono stati gli sviluppi degli ultimi 20 anni della robotica. Chiaramente non include la scenografia dei robot acrobatici cinesi al Capodanno, l'anno del cavallo, insomma. Sì, provo a mettere l'attenzione su un paio di argomenti. Innanzitutto questo dell'intelligenza artificiale fisica. Assieme a un collega, un amico dell'Università di Pisa, Antonio Bicchi, noi qualche anno fa abbiamo pubblicato su Nature un commento in cui in effetti stiamo vivendo una transizione dalle tecnologie dell'informazione, o se volete dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi IT o ICT, alle tecnologie dell'interazione, in cui infatti l'acronimo creato è stato intenzionalmente IAT, proprio per stressare l'importanza dell'azione fisica. Il robot cosa fa? L'ha detto in maniera brillantissima Carbonato: dà un corpo all'intelligenza artificiale. Allora, quando c'è stato un cambio di paradigma con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, parliamo di ChatGPT, in realtà con ChatGPT che cosa utilizziamo? Testi, immagini, video, vocali. Quello che manca è la dimensione fisica. Non a caso si parla di transizione dal cosiddetto gemello digitale, digital twin, al gemello figitale, al phygital twin. Si parla di transizione dall'internet delle cose, Internet of Things, all'Internet of Skills, all'Internet delle abilità, dove le abilità sono quelle di Sonia, sono quelle di Francesco, sono quelle di Carlo, cioè dell'individuo. E vorrei fare 2 considerazioni. Una, è stato più volte evidenziato, sono state più volte evidenziate le differenze che esistono tra Cina, America e Europa. Allora, qual è il ruolo dell'Europa? In un'intervista recente io ho parlato di una sorta di effetto sandwich, cioè da un lato abbiamo la mentalità imprenditoriale spregiudicata degli americani, imprese ad alto rischio e potenzialmente ad alto guadagno. Qualcuno sottolineava prima il fatto che bisogna fallire in qualche impresa, no? Perché questo è parte del gioco, no? Cioè, se un Elon Musk ha fatto Tesla, ha fatto SpaceX, che cosa farà con Optimus, cioè col progetto umanoide che sta sviluppando? Dall'altra parte, in Cina, abbiamo un forte impulso governativo a investire in tecnologia che riguarda le università, i centri di ricerca, le start-up e le grosse aziende. Nel mio laboratorio alla Federico II, negli ultimi 5 anni, io ho avuto costantemente professori, ricercatori, dottorandi di ricerca interamente spesati dal governo cinese. Ed è chiaro che ovviamente è una, diciamo, come dire, forza lavoro che non si può ignorare. Però in Cina le persone sono dei numeri. Allora, qual è il ruolo dell'Europa? Il ruolo dell'Europa è quello di integrare la tecnologia. Questo strumento è un hardware cinese, è un software americano. Okay? Qual è il ruolo dell'Europa? Quello di mettere la tecnologia al servizio dell'essere umano. Siamo a Firenze, si parla di Rinascimento. Nel 2020, in occasione del centenario dell'entrata del termine robot nel lessico moderno, anch'io ho letto i libri di Isaac Asimov e così via, quindi la novella di Karel Čapek. Bene, in quell'occasione io ho avuto l'onore di scrivere la voce enciclopedica per il dizionario Treccani della robotica e ho parlato non a caso di umanesimo tecnologico. Cioè, grazie alla tecnologia, grazie anche alla dimensione fisica della tecnologia, noi potremo affidare alle macchine che saranno veloci, saranno performanti, quella parte del nostro lavoro, ma anche delle nostre azioni quotidiane, e guadagneremo in minore stress psicofisico per esprimere al meglio quella che è la nostra
intelligenza naturale. Sembra quasi una sorta di ossimoro, no? Cioè l'intelligenza artificiale ci servirà per essere più creativi, con tutta la parte che riguarda le emozioni, i sentimenti, i rapporti fisici, i rapporti, diciamo, tra le persone in presenza, no? Durante l'emergenza pandemica noi abbiamo fatto un salto in avanti, per quanto, diciamo, la sofferenza c'è stata con lo smart working, però in realtà non abbiamo realizzato il physical smart working. L'azione fisica è importante. Un neonato nei primi mesi di vita che cosa fa? Tocca tutti gli oggetti, li tocca, esplora il mondo e li porta verso la bocca, che è la parte poi più sensibile. Io, diciamo, spesso, diciamo, accompagno i miei studi scientifici, io sono un grosso appassionato anche di filosofia. Questa è un pochettino la visione di un grosso filosofo che visse 70-80 anni prima di Aristotele, che è considerato il più grosso filosofo, diciamo, della filosofia greca, Anassagora. Anassagora cosa sosteneva? Che l'uomo sviluppa la propria intelligenza attraverso la sensorialità. Un neonato nei primi mesi di vita non ha lo stesso livello di intelligenza di un bambino che ha imparato a stare in posizione retta, a camminare, che poi impara a parlare, a scrivere, a leggere. E allora non è un caso che la dimensione fisica è dove si gioca la partita della ricerca e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale cosiddetto fisica. E in questo contesto l'Europa e l'Italia in particolare, con secoli e secoli di storia, io sono ovviamente ottimista, insomma, che questo possa avvenire. Chiaramente per favorire questo è stato anche un punto che è stato toccato, ci vogliono anche, come dire, degli interventi strategici. Non è possibile, visto che si parla tanto di giovani, no? Si parla tanto così. È possibile che in questo paese, e noi lo viviamo come accademici, mi dispiace Barbara sia appena andata via, però ci sono altri colleghi diciamo, in questa sala stupenda. È possibile dare una borsa di dottorato di ricerca di 1.200 euro, e nel settore delle STEM, nel settore nostro, la retribuzione media di un ingegnere in Italia, per non parlare dell'estero, comunque siamo sui 1.900, tra 1.800 e 2.000 euro. Non è possibile. Io li chiamo i vocazionisti, i giovani che poi prendono i voti per fare ricerca. Quantomeno devo dire che l'Accademia Italiana, almeno nel settore della tecnologia, è molto formativa, perché è vero che prendono i voti, però poi prendendo i voti o si riescono a vendere all'estero. Un mio ex studente ha avuto un'offerta da Tesla per uno stipendio di $800.000. $800.000. Insomma, l'Italia non li vede neanche in un decennio, forse. Grazie professore, grazie. Un po' alla fine, chiudendo il cerchio, si ritorna sempre lì. Bisogna avere la visione che fino ad ora è mancata. Grazie molte, grazie per la chiacchierata, grazie per gli esempi che ci avete portato. Grazie. Professore, grazie. Poi la chiamo perché è interessante, grazie davvero, è stato utilissimo.